Amici bellini, perdonate il ritardo, non voglio abbandonare la nave, nel senso che non facciamo l'analisi, la dobbiamo fare, però ho voluto anche ascoltare le parole di Conte meglio dopo la live, e quelle in live sono di solito quelle che ci dà Fabio Versatile, sono l'intervista. Poi dopo c'è la conferenza dove a volte ripete le stesse cose che dice in intervista, ma l'ho visto in grossa difficoltà a trovare le parole giuste. Cominciamo? La sensazione è che abbia fatto una fatica di pazzi a non dire le solite scuse, nel senso ci manca la gente, ha cercato con tutte le sue forze a trovare, a capigliarsi. Benvenuto Salvatore Lennon, potrebbe essere Lennon come John Lennon. Benvenuti nuovi iscritti, che ci fate qua? Forse avete voglia di un approccio al racconto calcistico del Napoli un pochino più morbido, meno tranciante, perché anche dopo ieri abbiamo sentito chi vuole Conte out. Se è così siete venuti nel posto giusto, potete lasciare i like come la mia community è abituata a fare, e io ringrazio tantissimo anche l'atmosfera generale che riusciamo a creare anche in un momento di difficoltà. Ed è bene poterci sentir liberi di fare degli appunti a Conte senza che sia nessuno intoccabile, nessun giocatore intoccabile, nessun allenatore è infallibile, nessuna società è la migliore di tutti il mondo. Si può dire qualsiasi cosa senza però scatafasciare per forza tutto, perché non si può ragionare così. Milinkovic Savic pare rigori, poi vedi il migliore che Meret cesse, Milinkovic Savic non sbaglia 2 partite, Meret dove sei? Impossibile ragionare così, perché si rincorrono i pazzi che corrono appresso ai pazzi. Io c'ho il cavetto, ma prima del cavetto quasi vorrei sentire delle parole di Conte con voi, perché l'ho visto meno teso e meno sofferente di altre volte sconfitto, un po' come se l'aspettasse. Qua non voglio influenzare me stesso, però lo ascolto e non l'ho sentito accusare questa sconfitta come altre volte. Un po' probabilmente è, non so se si è fatto un patto nello spogliatoio o comunque qualcosa che riguarda il rapporto con i calciatori. Dice: non vi preoccupate, non vi accuserò più di essere voi quelli che stanno distruggendo tutto. E quindi Conte continua a dire: io ringrazio questi ragazzi, ai ragazzi non ho niente da rimproverare, eccetera eccetera. Siamo noi che poi potremo dire a Conte delle cose di gestione, insomma di formazione, quello che sarà. Però ho avuto questa sensazione di un Conte che quasi l'avesse messo in conto. Ecco poi l'esperienza, no? Noi vinciamo con l'Atalanta, Roma e Juventus e adesso pensiamo in pompa magna arriva l'Udinese, qual è il problema? E invece no, secondo me lì l'esperienza dell'allenatore che sa, abbiamo fatto un grande exploit, l'inciampo in Champions si fa sentire secondo me anche sulla testa e sulle gambe, ed era non naturalissimo potersi aspettare anche un passo falso. Forse non se lo aspettava così, nel senso che lui dice l'approccio non c'è stato male, per dire l'approccio non c'è stato male. Secondo me Conte si aspettava molto peggio, perché a un certo punto dice: non gli abbiamo fatto fare un tiro in porta. Ascoltiamo. Nel primo tempo comunque non abbiamo concesso neanche un tiro in porta, abbiamo avuto noi delle occasioni che potevano essere sfruttate meglio, e quello che dispiace è che comunque si sta un pochettino riscontrando, no? Insomma, cerca, poi non posso farvi sentire tutto perché sennò il video non finisce più, perché nella ricerca delle parole si prende un sacco di pause e poi comincia a parlare del vento contro. Forse me lo metto come inserto. Nella mia disperata ricerca della verità ci spostiamo. Conte dice: il tiro in porta. A volte dire tiro in porta ti può aiutare, perché tu puoi fare un tiro velleitario che va fuori e non lo consideri tiro in porta. Per esempio questo di Piotrowski finisce fuori, allora Conte può dire quello non era un tiro in porta. E va bene, anche se è colpa dell'avversario che non ha preso bene la mira. Se l'hai portato al tiro, in qualche modo non hai fatto il tuo dovere.
capiamoci. La seconda occasione, che probabilmente da statistica risulta tiro in porta, io nemmeno me la segno sul tacchino, perché è un colpo di testa di Kabasele che finisce a palombella così inutile in porta, cioè Milinkovic-Savic la deve parare, ma non rappresenta nessun tipo di problema perché è stato contrastato bene a livello aereo, non era pericoloso. Però questo di Ekkelenkamp sì che è un tiro in porta. Inizia un pochettino, no, a girare contro, quando il vento ti viene incontro, invece di portarti, di averlo dietro, di prenderlo di fronte. E quindi anche sotto questo punto di vista il fatto che Conte non sia lucido quando poi perde una partita viene confermato dal fatto che te la sei persa questa azione, non l'hai vista, non te la ricordo. Può capitare, io ho sempre invidiato gli allenatori che a caldo riescono a ricordarsi tutte le cose e a parlarne. Io se non scrivo tutto, se non sento i vostri commenti che mi incalzano sugli argomenti, io mi scordo tutto. In questo caso Conte si è dimenticato, umano potersi dimenticare, però non ha fatto un tiro in porta e non è vero, perché questo tiro di Ekkelenkamp, che aveva già cominciato nel primo tempo evidentemente a prendere la mira, lo para anche bene Vania. E qua voglio ritornare anche a Milinkovic-Savic, perché gli faremo le pulci nel secondo tempo sui suoi interventi o mancati interventi, ma qua la para bene, lo para a terra e lo para verso l'esterno senza respingere il pallone in questa zona dove sarebbe stato più pericoloso. Attenzione, qua c'è un'altra occasione sempre di testa che però svirgolato finirà da qualche parte, non pericoloso per il Napoli. Sono tiri, se vai a vedere le statistiche magari dopo le vediamo, tiri verso la porta dell'Udinese 8, non importa, in porta finiscono 2 o 3 a seconda di quello che vuoi contare, tiri del Napoli 2. E quindi non puoi dire che nel primo tempo però noi sì, però l'abbiamo fatta, abbiamo solo avuto un po' di timore nel secondo. Non è propriamente vero. Il Napoli ha sbagliato tutta la gara, si può dire. Abbiamo avuto delle occasioni che non finiscono negli highlights e ve le mostro, però nel Conquibus si è vista la mancanza di energia, di ritmo, di attacco con coraggio. Quella si è vista, quella mancanza. Vedi che gli highlights, se li vai a rivedere, quelli estesi di Paramount Plus, quelli che finiscono intorno a 9 minuti, ci portano direttamente al tiro di Bertola, che da questa zona qui scaglia un tiro, secondo me non era nemmeno esageratissimo, ma Savic lo respinge proprio sui piedi di Davis. E qua bisogna far notare che c'è Buongiorno molto distante, era finito vicino a Davis Spinazzola che aveva recuperato prima di Buongiorno perché eravamo riversati in avanti, e forse fondamentalmente anche meglio così, perché poi Spinazzola, non essendo un grande marcatore, al momento del tiro c'è un po' di distanza che permette a Davis di essere in fuorigioco. Qua però fa una parata incredibile, questo è un miracolo, perché da questa zona parte il tiro di Piotrowski che si stava infilando sotto la traversa, e il riflesso che ha Milinkovic-Savic, perché Meret è più bravo in porta. Le state dicendo tutte senza considerare quello che sta succedendo nella vita reale. La vera differenza, voglio, tra Milinkovic-Savic e Meret, sapete qual è? La gittata del calcio. Meret ha sempre giocato anche lui con i piedi senza grande timore, a seconda dell'allenatore che lo chiedeva oppure no, perché si faceva con Gattuso, si faceva di meno con Spalletti, ma si partiva, cioè si facevano gli appoggi semplici direttamente. Con Gattuso ci si pigliavano più rischi, vi ricordate il fatto di Facimma, ve lo ricordate benissimo. Con Conte ancora di meno, se si può rilanciare qualche volta, inutile prendere rischi inutili. La gittata del calcio di Milinkovic-Savic è qualcosa di unico al mondo. Non sono molti i portieri che riescono ad arrivare direttamente all'altro portiere senza grande sforzo. A parte questo, nella porta sono entrambi capaci di fare grandi parate e sono entrambi capaci di fare, non dico papere, ma errori, tiri parabili che non vengono parati. Siamo nella normalità, non ci sono fenomeni e non ci sono portieri scarsi in questo caso, credete? Ma il Napoli concede anche questo tiro a Zaniolo, che anche qua Buongiorno più avanti deve andare a recuperare Spinazzola, e Spinazzola probabilmente la sfiora anche. Comunque si mettono in modo tale da disturbarlo al momento del tiro, e Zaniolo è costretto a anticipare il tiro andando di punta
punta mezzo esterna e la palla finisce fuori. Però e aumentano le situazioni per l'Udinese. Salvate il soldato Scott, lo ripeto, per motivi diversi. L'inizio stagione erano per motivi tattici, non volevo fargli fare rincorse all'indietro da esterno sinistro perché lo perdi completamente. Qua è una questione di stato di forma, il ragazzo o è infortunato o ha bisogno di recuperare o si sta per infortunare o comunque non ha la brillantezza, la lucidità, perché questa palla sta spiovendo a palombella, sta qua la palla, sta così, sta spiovendo a palombella e non è neanche marcato, è da solo, quindi ha tutto il tempo di fare 2 passi indietro e di metterla quasi a terra col petto, e invece no, salta per prenderla di testa e la palla rimbalza in questa zona qua. Un McTominay in stato di forma normale non fa mai una cosa del genere quando non è nemmeno marcato, sta da solo. Poi la palla rimbalza a metà tra Rachmani, Di Lorenzo e Davis, la palla di Lorenzo non riesce a intervenire, Davis anticipa e poi arriva Kellenkamp che tira una bomba di mezzo, una specie di maledetta che prende una traiettoria del genere, una cosa senza precedenti, un tiro bellissimo, entusiasmante, che praticamente, visto che eravamo anche esausti, ho applaudito per sportività e per raggiunti limiti di sopportazione. Poi il Napoli si scuote anche un pochino e prendo questo fermo immagine Casareccio fatto proprio a mano per cercare di capire se lanciamo una linea e in fuorigioco Lucca. Lo possiamo immaginare perché sembra davanti a Solé, ma in questo caso credo che sia così. Peccato perché poi fa la cosa giusta, l'ho rivista, era abbastanza defilato, tirare in porta sarebbe stato egoismo, un egoismo che noi agli attaccanti riconosciamo e accettiamo anche. In quel caso lui ha la lucidità di alzare la testa e di vedere bene dove sta Højlund, che la prende malissimo. E poi, ad onor del vero, Højlund gli restituisce il favore, perché parte da Højlund il passaggio bello di sinistro, grande rifinitura per Lucca che fa il movimento contrario e va ad impattare quasi con lo stinco, pallone che finisce sul palo. Quindi la stavamo anche recuperando per i capelli perché un po' di reazione l'abbiamo avuta nel finale, però non meritavamo onestamente, era giusto perderla questa qua se vogliamo anche ai punti. Ed qua Lucca la impatta bene da un'inquadratura, addirittura sembra che il portiere la tocchi, invece no, prende proprio il palo pieno. E poi l'ultima azione è questo qua, è proprio vabbè. Non finisce negli highlights, però una delle azioni più pericolose del Napoli, quella capitata sui piedi di, dovrei dire Lang, ma sul piede non gli arriva. Qua c'è un lancio di Buongiorno deviato da un centrocampista udinese, la palla si impenna e arriva in zona Højlund che fa una bellissima cosa lucachesca, trattenuto da dietro, riesce a mantenere la posizione e a spizzare al volo per la corrente Spinazzola. Vedete che Lang è qui, capisce e si va a buttare nello spazio al centro. Spinazzola fa tutto bene, avanza col pallone, arriva nella zona perfetta per questo passaggio che scavalca in qualche modo, passaggio rasoterra che va davanti Solé che viene tagliato fuori, ma sta arrivando Bertola come un pazzo che in qualche modo anticiperà, mannaggia Lang che stava là per un tapin a colpo sicuro, insomma. In ultima istanza, lo so, non è, cioè qua serve un De Bruyne di 26 anni o un altro Maradona o qualcuno che ha anche la testa non sulle spalle per provarci. Qua è il lancio di Milinkovic-Savic, lancio con i piedi, rilancio, rinvio, però che finisce a terra rasoterra, un lancio bellissimo. Per anticipare Neres, Okoye esce frino in questa zona e la svirgola, la palla finisce a Lang. Qua come un pazzo Okoye sta cercando di tornare in porta, però qua voglio dire, non ti viene in mente, non è facile, non pensiamo che sia facile, però per dei professionisti che insomma giocano a pallone per lavoro e che si potrebbero anche allenare così, non dico col sinistro, perché col sinistro che se non è il tuo piede può uscire una fetecchia. Un'altra possibilità poteva essere di guardare
scaricare Højlund che stava arrivando col piede forte accanto a lui, e quindi se scarichi Højlund col piede forte potrebbe provarci. Col sinistro qua Lang non gliel'avrei neanche chiesto, direi che si è fatto tardi, andiamo a vedere le pagelle. Voi lasciate già un like, che nel frattempo io controllo cosa succede. Ci rispostiamo per vedere cosa hanno combinato gli amici Belini di Telegram per quanto riguarda le pagelle. 4+ per un arbitro che insomma oramai siamo nella logica delle cose, perché Sozza non è che abbia entusiasmato più di tanto. Ricordo a memoria, senza doverla andare a tornare indietro, che ci poteva stare un giallo abbastanza netto su Zaniolo, che poi prende un giallo successivo, ed è una cosa che insomma, conoscendo Zaniolo o Giorgio Gabber, come lo volete, perché secondo me sono uguali, è un Giorgio Gabber più giovane, più fresco, però poco altro onestamente, perché anche il fallo che chiamano sulla Lobotka ci sta, la scarpesiata, ma in altre occasioni abbiamo visto cose anche un po' più gravi, se vogliamo. Però andiamo avanti, perché qua dobbiamo parlare delle cose nostre. 5 a Savic, che ha dimostrato un po' di incertezza. Vi ho fatto vedere anche le cose invece dove lui era stato preciso. Per me si può alzare a 5,5, ma i gol non presi sono più gravi, cioè quelli non assegnati sono un pochino più gravi. Vabbè, ma insomma poca roba. 5+, Buongiorno, secondo me uno di quelli più in difficoltà. È stato in difficoltà su Zaniolo, molti duelli persi, a volte fuori posizione. Il mio Buongiorno Zaniolo solo mangia, e questo Buongiorno qua invece va in difficoltà. Gatto vivo, gatto morto. Anche Rachmani si perde un pochino nelle posizioni, perché deve seguire Davis, ma a volte si trova in altre posizioni e Davis si trova contro altri marcatori. Insomma, 5,5. Tutta la difesa non benissimo. Forse Beukem è quello che meno c'entra, perché nel primo tempo siamo stati meno sollecitati, ma un po' tutta la difesa è in sofferenza. Mi verrebbe da dare un 6- a Spinazzola per quello che alla fine ti può produrre in attacco, ma capisco anche il 5,5 come quello a McTominay. La premessa è sempre quella, 9 a tutti, 10 a tutti per lo sforzo e perché stanno andando oltre l'umano e il disumano. 5,5 a McTominay perché ovviamente fa parte poi di quel gol che si prende. 5+ a Elmas, che anche lui è arrivato al limite di quello che poi, se una squadra gira tutta bene, anche Elmas fa bene in una posizione non sua, se invece non ci sono le distanze si è perso anche lui. 5 per il capitano, 5,5 per Lang, 5+ per Neres. In effetti sì, a me Lang mi è sembrato un po' più vivo di Neres cresce nel finale, quindi questo fa ben sperare per la Coppa. Tra l'altro pare che ci sia la conferenza, si deve fare, se no la multa, ti hanno pagato anche per le conferenze. 5+ per Højlund, un po' severi qua. 6- Lobotka, forse la cosa, abbiamo rivisto Lobotka, che bene, già la palla comincia a girare. Premio Michu per Politano con il 5, ovviamente non si può sopportare un ingresso che comunque non dà una grande mano. 5,5 per Olivera, 6 per Lucca, che vince il suo premio Oriali, perché alla fine il suo impatto in qualche modo l'ha dato in pochissimi minuti. 5,5 per Gutierrez, poverino, e 4,5 per Conte. Ci sta a prendersela con lui in questo caso, io ve l'ho detto, col senno del prima, non col senno del poi, non perché uno guarda come sta poi l'Udinese dopo, ma perché aveva molto senso, almeno Vergara McTominay, prendersi altri rischi, Marianucci, Lucca dall'inizio, Politano al posto, sarebbero stati un pochino contestabili come richiesta da parte di un tifoso. Però, parere mio personalissimo, su cui non dovete essere per forza d'accordo, Vergara poteva giocarla e McTominay doveva riposare. D'altra parte, e vi lascio con una speranza, che se è vero che Conte, magari, questa è un'idea mia, che Conte si aspettava tutto questo, si resetta. Io non so se ci sarà un cambio di formazione o se, cioè, insomma, perché se abbiamo recuperato Lobotka, se abbiamo recuperato Gutierrez, già, ecco, hai recuperato un Juan Jesus che te lo puoi giocare, già puoi fare 2 o 3 cambi che
danno un po' più di freschezza al centrocampo. L'idea mia è che correremo come i dannati. Torneremo a correre come i dannati contro il Milan in Supercoppa, e ci sarà una voglia di riprendersi e di dare un dispiacere al Milan, che ci aveva dato un dispiacere in campionato. È una sensazione che ho. Se ero preoccupatissimo per l'Udinese, sono meno preoccupato per quanto riguarda l'approccio e la prestazione contro il Milan. Poi il risultato, lo sapete, non dipende dall'approccio nemmeno, a volte dipende da un millimetro, dipende da una scelta arbitrale, dipende da una zolla, però penso di poter essere fiducioso per l'approccio alla partita. Poi vedremo l'eventuale finale. Il Bologna ha perso, sta in una fase. Com'è possibile che il Bologna, che invece con l'italiano che fa tutti i cambi scientifici, tiene 5 punti pieni di no? E la verità è che non esiste un metodo, non esiste solo una cosa che tu fai scientificamente e funziona. Le rose sono diverse, i giocatori sono diversi, ognuno ha le proprie cose e dobbiamo viverci il momento, il percorso, partita dopo partita, senza dare giudizi assolutistici. Così mi sento di affrontare il periodo incredibile che sta per arrivare, perché gennaio è pieno di partite, ci saranno voci di mercato. Io non mi aspetto niente, sono già deluso, nel senso, non voglio illudervi che il Napoli farà grandi movimenti. Io sono anche convinto che il Napoli potrebbe fare movimenti se si facesse un'immissione di capitale personale che De Laurentiis può prendere dalla liquidità del Napoli e metterseli a lui e poi rimetterli nella società. Questo mi hanno spiegato. Di conseguenza il Napoli potrebbe, poi è una questione di liste, perché tu puoi anche spendere su per il soft ban, ma poi con le liste dove li metti, quindi devi trovare qualcuno che esce e non sarà facile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. L'importante è il modulo 911, il 352, che poi, se andate a vedere bene, è un 4-2-3-1 e giochiamo a calcio.